Bene, eccoci qui, buonasera a tutti e a tutte, bentrovati, bentrovate a tutti quanti, vi do il benvenuto e le benvenute a questo secondo appuntamento con la rassegna Parole Controtempo. Siamo alla seconda edizione di questo viaggio dentro le parole che volutamente abbiamo definito controtempo, quelle parole che riteniamo essere intramontabili nella nostra vita, dei concetti eterni che però molte volte abbiamo dimenticato, messo in un cassetto, a volte abbiamo addirittura anche abusato nella nostra vita quotidiana. E allora questo viaggio, questa rassegna nasce per ripristinare il valore di questi concetti, di queste parole, e come l'anno scorso abbiamo scelto 4 pensatori, 4 pensatrici che appunto ci guideranno come delle bussole alla riscoperta di questi concetti. Una rassegna promossa dalla Chiave di Sofia che qui rappresento questa sera, che ben si inserisce in tutto quello che è il nostro obiettivo quotidiano di portare la filosofia al centro della vita quotidiana, mostrando come questa disciplina, a volte rilegata a chissà quale elite accademica, in realtà permea costantemente la nostra vita. E come ci ricorda molto bene Aristotele, ogni uomo, e aggiungerei anche donna, è naturalmente portato ad essere filosofo, e quindi ogni attività che noi facciamo vuole veramente riscoprire quel senso della meraviglia profonda che solo la filosofia sa regalare nella nostra vita. È una rassegna nata in collaborazione con l'amministrazione comunale di Pieve di Soligo, in particolare con Luisa, che chiamerei qui con me sul palco, che l'anno scorso ha accolto, come d'altronde tutte le nostre diverse... A te sì, questo applauso. Tutte le nostre diverse attività ormai da tantissimi anni, quindi Luisa, grazie per farci sentire sempre a casa qui a Pieve di Soligo, e lascio a te per un saluto. Grazie Elena, ci mancherebbe, è un piacere lavorare con voi, anche perché davvero si riesce a portare sempre qualità attraverso appunto le iniziative che facciamo. Ringrazio anche Elisa Tognon in rappresentanza delle assicurazioni generali, perché non è soltanto un sostegno economico quello che ci offrono e ci offre, ma è anche proprio una partnership condivisa, ecco, quindi davvero è una soddisfazione lavorare in un team così motivato e che proprio ha la passione per condividere con voi queste proposte. Mi veniva una battuta mentre venivo qua in macchina, che noi siamo il festival non di Sanremo ma di Saremo, saremo una comunità con questi 4 incontri, una comunità pensante, e il tema di questa sera credo sia davvero particolarmente intrigante per ciascuno di noi, perché nella nostra cultura il termine vuoto ha spesso una connotazione negativa, qualcosa che una mancanza, mentre in realtà forse imparare a fare vuoto dentro di noi ci aiuta a rimetterci un po' in bolla, ecco, in certi momenti, a fare anche pulizia, a fare igiene di quello che è superfluo. E davvero spesso noi siamo, come dire, afflitti un po' da bulimia di informazioni, di immagini, di suoni, di rumori, e fare un po' di vuoto forse potrebbe farci bene. Sono sicura che il professore stasera ci darà davvero tantissimi spunti a riguardo. Grazie e buona serata. Grazie. Grazie Luisa. Devo dire che avete ben accolto la nostra sfida di essere qui nella seconda serata di Sanremo. Un po' noi come Chiave di Sofia l'abbiamo colto come sfida dell'anno di organizzare un evento durante la settimana di Sanremo, e ogni volta siete così tanti, quindi io vi ringrazio. Farei un applauso, è vero, a loro, a voi. La scorsa volta abbiamo iniziato il nostro viaggio con una parola che ha posto le radici del nostro essere, non solo con noi stessi in un territorio, ma anche in comunità. Siamo partiti proprio dall'abitare con Franco Lacecla, antropologo, e qui questa sera atterriamo invece nella costellazione del vuoto. Quello di questa sera sarà un viaggio particolare, perché vi verrà chiesto di togliervi un po' di dosso quell'abito occidentale che portiamo sempre costantemente, non solo nella vita ma anche nel pensiero. Questo di questa sera sarà un dialogo aperto anche ad altre filosofie, a quelli orientali, per capire come esistono differenti modi di stare al mondo, di relazionarci, ma anche e soprattutto di pensare. Sono doppiamente contenta questa sera perché non sarò io a dialogare con Marcello Ghilardi, ma sarà Chiara Frezza, e quindi chiamerei Chiara e Marcello Ghilardi qui sul palco con un grandissimo applauso.
Buonasera a tutti e a tutte, sono molto contenta di vedervi così numerosi questa sera, sono anche un po' emozionata. Benvenuto Marcello, perché Marcello Ghilardi è stato anche un mio professore all'Università di Padova, insegna appunto estetica e filosofia dell'interculturalità, è attualmente vice direttore del Master in Studi Contemplativi e oltre ad essere un filosofo, un insegnante, compie anche diverse attività di traduzioni e collabora con diverse case editrici. Ha pubblicato e ha curato la prima traduzione italiana del Trattato di Shitao, Discorsi sulla pittura del monaco Zucca Amara, ha pubblicato anche diverse monografie, fra cui Arte e pensiero in Giappone, Filosofia dell'interculturalità, Il vuoto, le forme, l'altro e, per ultima, L'idea di natura tra Oriente e Occidente. Prima di partire e di sviscerare i meandri della parola di questa sera, vuoto, vorrei però fare una premessa. Vorrei partire proprio dalle modalità attraverso cui ti approcci a certi oggetti di pensiero, a certi oggetti della filosofia. Come appunto potete capire dai titoli dei libri, dei volumi del professore, egli è solito indagare il rapporto tra filosofia occidentale e filosofia orientale, in particolare filosofia cinese e giapponese. Chiamerei qui sul palco Fabio per la prima lettura. Ci leggerà infatti un passo tratto da quest'opera, l'ultima opera appunto di Marcello Ghilardi, scritta in collaborazione con Gian Giorgio Pasqualotto e Paolo Vidali, sull'idea di natura tra Oriente e Occidente. Nell'introduzione appunto al tuo contributo metti proprio in chiaro quali sono le peculiarità di uno sguardo aperto ad altre tradizioni di pensiero. Lascio a te la parola, Fabio. Grazie. L'interesse per concezioni altre, l'importanza di un confronto con modelli teorici e pratici distanti da quelli che hanno conferito al pensiero europeo la sua fisionomia, non intendono avere una motivazione e una rilevanza nel mero senso dell'erudizione o di un'estensione di conoscenze. Può essere certo appassionante di per sé ampliare il panorama delle opzioni che l'umanità si è data per pensare la natura. Il confronto con l'alterità cinese e con quella giapponese, che per moltissimi aspetti la riprende e la sviluppa in modi originali, si offre tuttavia come un'occasione fondamentale per vedere da fuori alcune coerenze di pensiero proprie del mondo occidentale. Tali coerenze di pensiero sono tutt'altro che scontate e molto meno universali di quanto spesso si possa credere dal mero interno, cioè finché non si assume una distanza critica da esse. Per farlo, il modo migliore, forse l'unico, è provare a entrare in altri ordini di coerenza. Valutare come contesti esterni, lontani nel tempo e nello spazio, abbiano potuto elaborare forme di razionalità, modelli esplicativi, categorie e prassi non totalmente riducibili a schemi già noti. Ciò non significa ipostatizzare le differenze, né postulare una intraducibilità di principio tra culture. Al contrario, si tratta di verificare le originalità, i punti di forza, le potenzialità euristiche di diverse tradizioni, proprio in virtù degli scarti differenziali che esse aprono rispetto ad altre tradizioni. Quando si parla della cultura o della tradizione sino-giapponese, non si deve immaginare una sorta di mentalità rigida, fissata una volta per tutte, priva di differenze o pluralità interne. Ogni cultura presenta sempre dissidenze, contrasti, ambiguità, si sviluppa nel tempo diacronicamente e non resta sempre fedele a se stessa. Tantomeno è la copia conforme o la proiezione dell'immaginario e delle aspettative di senso
che su di essa vengono depositate da altre istanze culturali, pure se animate dalle migliori intenzioni e dalla volontà di comprenderle. La comprensione presenta infatti sempre una duplice anima: sincera disposizione all'ascolto e all'incontro dell'altro, da un lato, e inconsapevole incapsulamento e riduzione di quello stesso altro entro la cornice e le categorie formulate dal medesimo. Nessuno può pretendere di uscire da sé e dai limiti del proprio linguaggio, del proprio mondo culturale, per cui ogni avvicinamento all'alterità non può che essere sempre, per quanto attenuata, una forma di assimilazione, di cauto addomesticamento. Ma la consapevolezza di questo rischio o di questa inevitabilità, se traduciamo, pensiamo, interpretiamo e scriviamo in italiano nozioni formulate in seno al contesto cinese, le stiamo ovviamente già trasportando nel nostro contesto, nel nostro ordine di idee. È il primo esercizio da mettere in pratica per non cadere nella trappola che, facendoci credere di pensare l'altro, ci fa rimettere continuamente in scena il medesimo. L'esercizio di lettura e di scoperta di ciò che si smarca dal solco teoretico in cui siamo immersi deve quindi procedere mantenendo vigile l'attenzione e sapendo che contesti culturali diversi non hanno necessariamente formulato risposte diverse alle stesse domande, perché hanno spesso formulato domande che in partenza sono differenti, o hanno articolato in modi alternativi il mondo e l'esperienza. Grazie. Grazie Fabio. Allora, questa è l'introduzione appunto all'idea di natura tra Oriente e Occidente e introduce un pochino anche il tuo modo di lavorare, in questo caso riferito al concetto di natura, ma credo possa essere esteso anche in altri ambiti. Ti chiedo quindi, ed emerge quindi una necessità con un confronto con una cultura altra. Ci sono però dei rischi e diciamo che a questo ci aiuta la filosofia e l'interculturalità. Come si legano insieme questi due termini? Lasciami intanto ringraziare Sì, te certo. e chi ci ospita e anche chi ha letto questo brano. Non mi era mai capitato di sentirmi leggere così bene, c'è un effetto strano di rimbalzo perché uno sembra che siano ancora migliori le cose che uno ha scritto, quindi no, devo stare attento poi agli effetti narcisistici di questo. Ma vi ringrazio e devo dire che Chiara è stata bravissima, c'è anche un'emozione da parte mia perché poter dialogare con una persona che per un po' di tempo mi ha ascoltato e ha dovuto subire alcune lezioni, che però poi restituisce, arricchite alcune delle idee che uno ha provato a elaborare, è una delle cose più belle che possano capitare a chi fa questo mestiere. Arrivo alla domanda che mi è stata posta e quindi in parte anche cerco di ampliare, di elaborare le cose che abbiamo ascoltato nel brano letto. La grande questione, avete capito che la filosofia che si pone in un atteggiamento interculturale di dialogo, di apertura, di ascolto, con un'alterità che non è quella della propria tradizione, anche se c'è un'alterità ovviamente anche rispetto ai greci, anche rispetto alla filosofia dell'Ottocento, ma chiaramente quando l'alterità culturale è così grande da non avere nemmeno lo stesso sistema di scrittura, dall'alfabeto passiamo a un sistema pitto-ideografico, quando non ci sono stati contatti storici significativi fino al 1600, 1500, 1600, Marco Polo, di cui celebriamo i 700 anni della morte, era stato prima in Cina ma non ha fatto un lavoro analogo a quello dei primi missionari di traduzione e di
decrittazione di una dimensione filosofico-culturale, quando non ci sono questi elementi di continuità, dico, la distanza che si tratta di valicare sembra effettivamente impossibile da colmare. Ma in realtà il caso dell'intercultura tra forme filosofiche è un caso particolare dell'esperienza che io credo sia più generale, connaturata all'essere umano, quello di non appunto poter uscire da se stessi per sentire come sente l'altro, per pensare ciò che pensa l'altro. Accade con i nostri fratelli e le nostre sorelle, con i nostri genitori, con i nostri figli, con gli amici e le amiche di una vita. L'idea è, attraverso un lavoro paziente, inesausto, perché non si arriva mai a costruire un sistema interculturale, questa è una cosa molto importante dal mio punto di vista. Quello interculturale è un atteggiamento, è un modo, una declinazione particolare del pensiero, più che un sistema che inizia a mettere a posto tutti i pezzi di un supposto puzzle della cultura mondiale. Non è questo, almeno non è quello che interessa a me e non è quello che, diciamo, un certo modo di pensare la filosofia può praticare. Piuttosto si tratta di un certo amore per la contingenza, cioè un inclinarsi verso la singolarità, accogliendola, custodendola nella sua specificità, senza la pretesa di assolutizzarla. Ecco quel passaggio del brano in cui si dice: non crediamo che ci siano i giapponesi, i cinesi, il pensiero cinese. Il pensiero cinese è sfaccettato al suo interno, è variegato, è in tensione con se stesso, come il pensiero che chiamiamo occidentale o europeo. Mi piace pensare sempre a questo in rapporto alla dimensione anche personale e psicologica. Non possiamo oggettivare l'altro, che sia il migrante che valica il mare, che sia il vicino di casa, che sia l'innamorata o l'innamorato, con un'identificazione finita, perché l'altro è sempre infinito, mai compiuto, mai realizzato. E la prima attenzione, la prima cura di quando si lavora in questo modo è ricordarsi questo, che l'altro è un processo, è un divenire continuo, è un dinamismo, come noi stessi siamo. Quindi c'è anche un lavoro, direi quasi esistenziale su di sé in questo, perché significa riconoscersi mutevoli, difformi, talvolta sfasati rispetto all'immagine che di sé ci si è fatta o che si vorrebbe che gli altri si facessero di noi. Quindi non voglio dire che la filosofia interculturale sia una specie di grande terapia psicoanalitica, ma sicuramente ha a che vedere anche con un modo di stare nella propria soggettività. Per un po' di tempo il pensiero occidentale ha coltivato il sogno di pensare la totalità e di pensare l'altro, appunto riportandolo alle proprie categorie. Penso l'altro e quindi in qualche misura lo domino, o liquido e vacuo, poi torneremo alla questione del vuoto, in questo caso l'evacuazione ha un segno negativo, perché mi libero del peso di dovermi confrontare con la sua continua urgenza, emergenza, che è esattamente quello che succede quando poi le relazioni anche affettive, le relazioni di conoscenza personale si incrinano, si steriliscono. Viviamo in un'epoca di nuove guerre, ci sono sempre stati conflitti dalla seconda guerra mondiale in poi, ma per noi europei c'era stato un po' il sogno che 70 anni, 80 anni di pace fosse in realtà una pace perpetua, come auspicava Kant. In realtà anche qui c'è questa dinamica, diciamo, di un'interculturalità inceppata o che non è mai partita, perché l'altro viene reificato, oggettivato. Si pensa di liquidarne la dimensione di tensione che genera, perché anche questo va riconosciuto. Lungi dalla filosofia interculturale pensare
a un dialogo irenico, pacifico, banale e melenso. Non è questo. Non è né pensare che in fondo tutti dicono la stessa cosa, neanche pensare che in fondo sia impossibile tradursi. La traduzione è questa grande forma di etica, io credo, che dovrebbe stare anche al cuore dell'Europa. L'Europa nasce come luogo di traduzione, in cui si parlano diverse lingue. Se dovessi fare un esempio teologico, direi che la condizione umana si colloca a metà tra Babele, un grande caos in cui nessuno capisce niente, e la Pentecoste, che è il luogo in cui ciascuno parla la propria lingua e viene capito da tutti e capisce le lingue di tutti gli altri. Ecco, noi esseri umani non siamo né nell'una condizione né nell'altra. Talvolta ci sentiamo forse un po' più vicini a Babele, ma in realtà qualcosa passa sempre, ma qualcosa anche sempre si fraintende. E quindi l'esercizio, la disciplina interculturale è questo farsi prossimi rispetto all'altro, cercando di capire quali sono i presupposti non espliciti, io direi i miti, non nel senso di favole non vere, ma nel senso di orizzonti di senso che ci abitano, di cui non siamo consapevoli, che soltanto attraverso il confronto e l'incontro con l'altro riusciamo a esplicitare. Grazie mille, direi che sei stato chiarissimo e questo era proprio il punto da cui volevo partire per poi arrivare alla parola di stasera, il vuoto. Come ha anticipato Luisa prima, direi che il vuoto nella cultura occidentale è sempre stato visto come un qualcosa di oscuro. Diciamo, questa parola è anche difficile da immaginare. Per esempio, pensando alla parola pianta, noi abbiamo una controparte reale, abbiamo appunto un oggetto a cui facciamo riferimento nel momento in cui denominiamo la parola pianta, ma anche per parole più complicate come amore, quando pensiamo all'amore probabilmente pensiamo a una relazione tra due persone oppure a una relazione tra un padre e i suoi figli, i propri figli e così via. Con il vuoto invece non è sempre così. In maniera metaforica alcune volte il vuoto lo associamo al buio, a un enorme buco nero. Pensate che Parmenide lo associava al nulla, al non essere, e quindi è sempre stato visto in questa maniera negativa. Ti chiedo quindi se è possibile aiutarci con tradizioni di culture altre per rivalutare positivamente questo concetto. Sì, forse molti avranno sentito anche l'espressione latina horror vacui. L'Occidente ha avuto per secoli una sorta di timore reverenziale, di orrore nei confronti del vuoto, tanto da espungerlo dalla possibilità del pensiero. È relativamente recente anche in fisica la scoperta del vuoto. Prima si parlava dell'etere, per Aristotele era impossibile che qualcosa potesse essere vuota. Ed è vero che nel nostro apparato categoriale questo termine, che appunto si può distinguere da nulla, da niente, da non essere, però mentre nulla e non essere hanno acquisito presto lo statuto filosofico, certo, da Parmenide in poi, è un grande tema della filosofia, il termine vuoto, come dire, è sempre rimasto infrafilosofico. La filosofia non se n'è mai occupata, appunto, semmai da Evangelista Torricelli in poi fino ad Einstein è stata la fisica a cercare di pensarlo o di, come dire, contenerlo. Il pensiero sino-giapponese, uso questa locuzione per indicare un pensiero che condivide una continuità storica, testuale, e un'unità di scrittura, anche se non di lingua, perché il giapponese e il cinese sono due lingue molto diverse, però il cinese dà al giapponese, dona, come dire, la base della scrittura ideografica. In questo contesto invece ci sono tre grandi caratteri, tre importanti modi per dire vuoto, e tutti sono però fecondi. C'è una fecondità del vuoto. Il vuoto è un termine che si presta
molto di più nel contesto sino-giapponese a indicare qualcosa di positivo e di generativo rispetto a quello che noi potremmo tradurre con il termine essere. Anche se, e questo è un altro punto delicato ma cruciale, nel mondo sino-giapponese non si dà mai o quasi mai una contrapposizione gerarchica tra elementi di cui uno è migliore e l'altro peggiore. L'Occidente ha lavorato molto con questo tipo di contrapposizione: luce, tenebre, mano destra, mano sinistra, mano del diavolo, alto, basso, spirito, materia. C'è sempre stata, o quasi sempre, una sorta di dissimmetria tra questi due termini, mentre nel mondo sino-giapponese si è sempre mostrata la complementarietà e la necessaria circuitazione, per esempio tra pieno e vuoto. E uno dei luoghi più celebri in cui se ne parla è il Tao Te Ching, scritto dal leggendario Lao Tse, una sorta di Omero cinese, che molto probabilmente non è mai esistito, ma a cui è intestato questo grande classico taoista, uno dei libri più tradotti e più appunto letti e studiati dell'umanità. In diversi capitoli si cita il termine Wu, che appunto possiamo tradurre con vuoto, assenza anche, mancanza, e l'esempio che mi viene fatto è quello del vaso o del bicchiere. Noi sappiamo che un bicchiere si tiene in mano perché c'è qualcosa di solido, di pieno, c'è un materiale che lo compone, ma l'utilità del bicchiere è data dal fatto che è vuoto. È per questo che lo posso riempire con l'acqua e posso bere. Anche qua la cosa interessante è che nel pensiero cinese tradizionale i caratteri Wu, in questo caso, sono sostantivi ma anche verbi possono essere. Quindi Wu vuol dire anche svuotare. L'utilità del bicchiere non è quella di essere sempre vuoto e neanche quella di essere sempre pieno, è quella di potersi riempire e svuotare. Una delle metafore privilegiate nel pensiero cinese è quella della respirazione. Noi viviamo non perché tratteniamo il respiro, incamerando aria e bloccandola, non perché espiriamo e basta, ma perché c'è questo continuo flusso: prendere, restituire, ricevere, dare. Questo è vivere. Il mondo si dice come un grande mantice che si gonfia e si sgonfia, si riempie e si svuota. Wu funzionale, Shu un altro carattere che indica il grande vuoto che avvolge e che appunto entra in relazione con i suoi tanti piccoli pieni. Immaginate la massa indistinta dell'oceano che però si realizza, si concretizza in ogni singola onda. E poi con l'apporto del buddismo ci sarà un altro grande termine, Kong, che in giapponese si pronuncia Ku, o anche Kara, è lo stesso Kara di karate, in mano vuota, ed è il vuoto come sfondo infinito. Infatti questo carattere significa anche volta celeste. 3 modi diversi di avere a che fare col vuoto, 3 modi per indicare che ciò che non c'è permette a ciò che c'è di accadere, di darsi. Anche qui altra metafora privilegiata nel mondo taoista cinese è quella del grembo, dell'utero. Non si parla di Dio nel pensiero cinese tradizionale, ma se qualcosa di divino si dà, se qualcosa di meraviglioso, di spirituale, di superiore alla mera prosa del mondo deve essere pensato, allora deve essere pensato come il grembo che accoglie, come la valle da cui sbocciano i fiori. Ma non c'è valle senza montagna, non c'è grembo senza qualcosa che lo feconda. Quindi di nuovo, cielo e terra, pieno e vuoto, sono fondamentali per poter generare qualcosa. Non è che uno sia migliore dell'altro, come lo yin non è migliore dello yang e viceversa, e insieme devono cooperare. Il grande vuoto, per cui in questo senso diciamo che alla fine
c'è una predilezione per questo termine piuttosto che per il termine dell'essere, del fondamento, della pienezza. Il grande vuoto è, potremmo dire, il movimento stesso di questo amplesso cosmico tra pieni e vuoti particolari, perché nel vuoto, è nell'infinito. Potremmo provare delle tentative traduzioni interculturali tra la nozione di Anassimandro di apeiron, l'illimitato, ciò che non ha limite letteralmente, apeiron in greco, e il vuoto inteso in questo senso. L'infinito che è infinita possibilità di manifestazione e di compimento. Allora, inclinarsi e guardare in direzione del vuoto come elemento di fecondità significa trasformare il modo di rapportarsi agli enti e agli esseri umani e alle cose del mondo. Al fondo il pensiero filosofico ha sempre, per così dire, un fine etico. Non faccio teoria perché mi piace e basta, ma perché la vita contemplativa mi permette di accedere ad un livello più profondo di comprensione e quindi a un diverso modo di atteggiarmi nei confronti delle cose. Lo dico in maniera più terra-terra, se volete, c'è qualcosa di ancora più importante della verità teoretica, che è la felicità. Non dobbiamo avere paura di dire questo. La filosofia è una promessa di felicità attraverso l'inquietudine del concetto, attraverso il travaglio del lavoro del pensiero, ma si tratta di convertire lo sguardo, cioè di volgerlo altrove, non dalle cose solo, come dire, prosaiche, solo, come dire, quelle che riempiono l'ego, e qua arriviamo verso qualcosa che forse riprenderemo più avanti, ma che svuotando l'ego permettono alla vita di darsi in dono e anche di riceversi. Questo continuo movimento. Io vivo perché dono e posso donare perché anche ricevo. Grazie mille. Vorrei tornare un attimo sul concetto di vuoto come condizione di possibilità per il darsi dei pieni. E questo concetto emerge sulla tua introduzione, sul tuo contributo all'interno di questo volume, Shitao, discorsi sulla pittura del monaco Zucamara, curato integralmente da te, che all'epoca avevo studiato 2 volte, sia per l'esame triennale che per quello magistrale, ricordo, e che mi aveva molto colpito appunto l'accezione di vuoto che ne era emersa qui. Chiamerei quindi sul palco Fabio, proprio perché ci leggerà un passaggio tratto da questo testo e che riepiloga un pochino quello che hai appena detto. In Cina la pittura non è creazione assoluta, imitazione, ricordo del modello iniziale di creazione, quello divino. Non esiste la concezione di una poiesis originaria, di cui tutte le altre sono forme derivate. Ogni creazione è in realtà modificazione, trasformazione, bienoi, ovvero produzione secondo i meccanismi di funzionamento che da sempre regolano la natura. Se imitazione vi è, non è tanto di un artefice o demiurgo al di fuori del tempo, ma delle dinamiche con cui il continuo processo naturale si dà, in modo impersonale. La forma più pura di azione, anche di quella particolare azione che è l'attività artistica, è quella in cui si dissolve ogni intervento impositivo del soggetto. Non agire, cosicché, affinché nulla ci sia di non realizzato. Ma chi o cosa si trasforma? Tutto, si potrebbe rispondere. Tutto
tutto è in movimento, tutto è in trasformazione, più precisamente a trasformarsi è la vita stessa, nel suo darsi, nel suo offrirsi all'esperienza, eppure nel suo precedere ogni possibile esperienza. Trasformazione è vita e vita è trasformazione. La pittura non fa altro che offrire allo sguardo questa verità, metterla in forma visibile, o meglio, rilanciarla nel suo aspetto di visibilità. Ciò che è male, ciò che è da evitare, secondo questa linea interpretativa del reale, è la stasi, il blocco. Cercare di fissare il reale, pensare di volerlo rendere stabile, immutabile, questo è l'errore. È il carattere che rende morto, sterile, un dipinto. La pittura cinese dà luogo a quella che si potrebbe definire un'estetica del passaggio, della transizione. L'animazione è colta non nella figurazione di una realtà inerte o di un'immagine totalmente dispiegata, svelata. Bisogna riprodurre il processo della natura, non fissarla in una forma statica. Di qui il valore e l'importanza accordati al framezzo, alla condizione di mobilità che esprime il dinamismo del reale. La montagna sotto la pioggia o la montagna con il sereno sono facili da raffigurare per il pittore, ma che dal sereno una montagna tenda alla pioggia o che dalla pioggia tenda al ritorno del sereno, tra il c'è e il non c'è, ecco cosa è difficile da raffigurare. Tra esserci e non esserci, in una dinamica polare, in una dialettica senza conciliazione né superamento, tra assenza e presenza, tra pieno e vuoto. E proprio grazie al vuoto, al suo valore trascendentale, in quanto condizione di possibilità per il darsi dei pieni delle forme, e al suo valore dialettico che permette l'alternanza circolatoria tra il chi, il soffio vitale, tra un esserci e un non esserci, che si può cogliere il ritmo di spazio e tempo, comprendendo le leggi della trasformazione. La nozione di shu esprime in cinese il vuoto funzionale, quello del mozzo che permette alla ruota di girare, quello della brocca che soltanto essendo cava può accogliere un liquido. Il termine wu, adesso vicino, indica il vuoto in relazione al pieno, l'assenza come correlativa di una presenza. E la vita si dispone tra assenza e presenza. È un continuo trascorrere, un transire fra condizioni mutevoli, fra stati in equilibrio dinamico. Il vuoto è il luogo all'origine di ogni forma e di ogni immagine. Al tempo stesso, il vuoto non è l'assoluto originario, che potrebbe esistere a priori e indipendentemente dal pieno. Dal pieno è infatti esso stesso condizionato, determinato, dunque relativizzato. Pieno e vuoto sono interdipendenti. Grazie mille Fabio, ecco, questo contributo è all'interno di questo libro, di quest'opera, che è una sorta di introduzione all'estetica sino-giapponese. E secondo te il concetto di vuoto in che modo riesce a rendersi manifesto all'interno dell'arte, dato che qui parliamo proprio di arte, di pittura? Sì, questo è un testo del 1700-1705, sono 18 capitoli abbastanza brevi e molto, molto densi, di un pittore teorico, piccola anche qui notazione
culturale. Da noi in Occidente tendenzialmente, a parte poche eccezioni, un pittore faceva il pittore, un filosofo faceva il filosofo, un poeta faceva il poeta, e al massimo a livello, come dire, di hobby, di passatempo, qualcuno si dedicava anche a scrivere. Uno si può ricordare appunto i grandi geni. Leonardo era uno che anche scriveva dei trattati oltre che dipingere. Michelangelo ha scritto dei sonetti, ma la cosa interessante è che invece nel mondo cinese è sistematico il fatto che se ci si dedica ad un'arte anche bisogna affinare la propria capacità di penetrazione teorica, bisogna pensare, bisogna riuscire a trovare anche le parole, le nozioni, i concetti per descrivere quel tipo di arte, quel tipo di pratica. Shetao è un pittore pensatore che vive drammatico passaggio dall'epoca Ming all'epoca Qing, metà del 600, quando nasce, e vive appunto fino ai primi anni del 1700 e lascia, oltre a diversi dipinti, questo trattato che è considerato tra i più importanti trattati teorici sulla pittura, ma non è solo un trattato sulla pittura, perché in realtà ci dice molto proprio anche del pensiero in generale, della cosmogonia, della cosmologia cinese, della relazione con l'alterità della natura e dell'ambiente. La pittura, insieme alla poesia e alla calligrafia, è una delle tre grandi arti nel mondo cinese. Le tre grandi discipline gemelle, perché si praticano con gli stessi strumenti, pennello, inchiostro. La pittura dei letterati è una pittura in bianco e nero. I cinesi sapevano benissimo usare i colori, facevano anche pitture di volti, di personaggi, ritratti, ma la pittura più elevata è la pittura di paesaggio, la pittura ad inchiostro. Una pittura in cui quindi tra il nero e il bianco si danno tutte le sfumature e l'infinita gamma di colori della natura viene concentrata in questo rapporto tra il vuoto, diciamo, del bianco, della carta, il pieno dell'inchiostro che si depone, che si dispone sulla carta. Un dipinto troppo pieno sarebbe un dipinto bloccato, irrigidito. Quando soprattutto i gesuiti vanno in Cina e portano, immaginatevi la pittura seicentesca, immaginatevi, non credo che sia mai arrivato in Cina, ma un Caravaggio che arriva nel 1650 alla corte dei Ming o dei Qing. Facevano proprio queste spedizioni per mostrare la grandezza dell'arte europea, e da un lato i cinesi erano sgomenti di fronte allo splendore della pittura, come allo splendore della musica, quando iniziano a far eseguire nel 1700 dei concerti. Ma i cinesi dicono: ma questa non è pittura, questa è scultura. Voi occidentali riempite volumetricamente la superficie del dipinto e impedite all'immagine di vivere, perché la vita si dà solo quando c'è questa alternanza di pieno e vuoto. Il vuoto è il bianco della carta, ma è anche la nuvola che cela parte della montagna e che lascia all'immaginazione il compito di espandersi. Forse avete visto qualche fotografia, immagine di documentario. Il mondo di alcune zone, soprattutto della Cina del Sud, è un mondo fatto di grandi picchi montani che però per l'umidità del paesaggio restano spesso immersi nel mondo, diciamo, fluttuante dei vapori, delle nuvole. Noi abbiamo in mente forse il Monte Olimpo, che ha il cocuzzolo ammantato di nubi perché là ci sono gli dei. Nel mondo cinese, che invece non pensa una trascendenza assoluta, ma pensa a una continua fluidità di stati, il più denso, il più concreto diventa corpo, carne, ossa, roccia. Lo stesso soffio vitale, Qi o Ki in giapponese, quando diventa più rarefatto diventa soffio, appunto, alito, respiro, anima.
ma rimane parte dello stesso mondo. Allora, restituire nel dipinto questo dinamismo significa entrare in contatto con la natura. Dipingere non è rappresentare, riportare alla presenza imitando, con una sorta di imitazione illusionistica. Ti faccio credere che quello che vedi non è un dipinto ma è un'immagine vera del paesaggio. No, ti faccio capire che è un'immagine, uso il bianco e nero, è un foglio di carta, ma questo foglio di carta non imita illusionisticamente l'immagine, ma funziona come la natura, tra pieno e vuoto, perché l'immagine respira. In questo senso è viva. E in questo senso la contemplazione di un'immagine pittorica diventa, ancora una volta, un esercizio etico, perché imparo a mettermi in fase con la natura e con il mondo. Imparo sempre di più che la vita è transizione, è emersione dallo sfondo indifferenziato del Tao, è immersione di nuovo in questo sfondo. Noi viviamo tra presenza e assenza, tra pieni e vuoti, la pienezza del corpo dei 20 anni e lo svuotarsi di quell'energia a 70, 80 o 90, l'assenza viva però dei nostri defunti, delle persone che non ci sono più, degli assenti qui ed ora, e la presenza concreta di altre persone che magari non vorremmo. Questo fa l'arte, ci mette in grado di avere una tenuta anche di fronte al dolore, anche di fronte a un'assenza che fa soffrire, ma la include, la integra in questo movimento. Pieno, vuoto, presenza, assenza, esserci, non esserci. E questa è la traduzione che utilizzo in questa pagina per indicare Wu e Yo, questa coppia importante nel brano sulla montagna tra la pioggia e il sole. Il cinese dice Yo Wu Zhijian, tra l'esserci e il non esserci, tra il pieno e il vuoto, tra il c'è e il non c'è. L'errore sarebbe, per tornare alla domanda da cui eravamo partiti sull'intercultura, occidentalizzare talmente tanto questa frase da tradurre tra essere e non essere. Ma qua allora siamo in Platone, qua siamo in Parmenide, qua siamo nell'ontologia. Il pensiero cinese non pensa in termini di essere e non essere, che sono dei filosofemi tipicamente occidentali. Il cinese classico non ha nemmeno il verbo essere. Ha un verbo che può indicare l'esserci presente, il trovarsi, come io dico che il bicchiere è sul tavolo, ma non c'è un essere che viene sostantivato, come facciamo noi, diciamo l'essere con l'articolo. Quindi in questo senso la pittura è un modo non verbale, perché utilizza immagini, non parole, di mettere in scena un dispositivo trasformativo. Io attraverso la pittura, anche se non sono pittore, ma se alleno il mio sguardo a contemplare in un certo modo quel tipo di dipinti, entro in sintonia con questo movimento. Entro ed esco dal dipinto. Il dipinto diventa un luogo, non un oggetto. Tra l'altro i dipinti cinesi e giapponesi venivano in molti casi, nella maggior parte dei casi, srotolati. Noi abbiamo l'idea del quadro appeso alla parete. È sempre là, esposto alla vista, io passo, lo guardo più o meno distrattamente come si fa nei musei. Il modello di contemplazione del dipinto cinese è un modello per cui viene conservato arrotolato, si dipinge su carta o su seta, non su tela, non c'è un telaio, non c'è una cornice, e solo in certi momenti, solo quando sono pronto, quando sono, come dire, nella giusta disposizione d'animo, srotolo il dipinto, quindi l'immagine si dipana sotto il mio sguardo. E quando magari invito qualcuno a vedere quel dipinto, in quel momento accade qualcosa. Non sempre, non comunque. Bisogna scegliere anche quel tipo di momento e di luogo. Grazie mille. Grazie.
mentre mi preparavo a questa serata mi sono imbattuta in un altro volume, questa volta non tuo, ma di un tuo maestro, di Gian Giorgio Pasqualotto, intitolato proprio L'estetica del vuoto. E in questo testo il professore identifica il vuoto con la luce. Eravamo partiti dicendo che il vuoto per noi è più simile, più vicino al buio. Invece, appunto, sempre parlando di tradizione orientale, lui lo identifica con la luce, sempre a partire, diciamo, da quella concezione secondo cui il vuoto è la condizione di possibilità per il darsi dei pieni, ma che deve essere sempre correlato alla presenza, un'assenza correlata a una presenza. Secondo te vuoto e luce come stanno assieme? Se possono stare insieme, a quanto pare credo di sì. Sì, possono stare insieme appunto se intendiamo la luce però non nel modo metafisico che la distingue nettamente dalle tenebre. Noi abbiamo appunto anche una tradizione teologica che ha lavorato molto su questa idea. Venne la luce ma le tenebre non l'hanno accolta all'incipit del Vangelo di Giovanni. Però, adesso non sono un teologo, però mi viene in mente anche che nel credo niceno si dice lumen de lumine, quando noi diciamo Dio da Dio, luce da luce, insomma, qualcuno magari si ricorda da catechismo, chi va in chiesa. Il latino dice lumen de lumine, non lux de luce. Il latino ha questa differenza tra lux e lumen e secondo me ha senso questa differenza. E qua però mi rifaccio a qualcosa che precede il latino, cioè all'idea di luce che compare nella Repubblica di Platone. Che cosa fa la luce di particolare? O meglio, la luminosità rende possibile la visione, ma non si fa vedere. La luce che ha in mente Platone, il lumen che ha in mente il credo niceno, è quella condizione di possibilità che rende le cose illuminate. Noi possiamo vedere, voi potete vedere noi, possiamo vedere questo palco, ma la luminosità, ciò che permette di vedere, è diafana, è trasparente. Non è il fascio di luce che dobbiamo avere in mente se proviamo a costruire questa sorta di paragone, di parallelo, di analogia. È la luminosità, la diafania, la trasparenza. Allora in questo senso il vuoto diventa, come dire, parente prossimo della luce, perché non è un oggetto, non è qualcosa che si fa toccare, non è qualcosa che si fa possedere. Le grandi tradizioni mistiche hanno cercato di pensare Dio esattamente in questo modo, se mai è possibile pensarlo. Bisogna pensarlo non come l'ente supremo, che è esattamente il modo sbagliato. Chiedersi se Dio è o non è già un modo, come dire, blasfemo per averci a che fare. Perché è al di sopra e al di fuori di questa categorizzazione, esattamente come il vuoto. Ecco perché il buddismo arriverà a formulare in maniera particolarmente concisa e icastica in un sutra l'idea che il vuoto è la forma e la forma o il fenomeno è il vuoto. Perché non dobbiamo pensare che i fenomeni siano sostanza rigida, perché in realtà sono sempre relazione con l'altro, sono vuoti in questo senso, sono aperti, sono in corrispondenza, in sinergia con tutti gli altri, ma attenzione a non oggettivare, reificare il vuoto facendolo diventare vertice della piramide, il capo del mondo, l'ente supremo. Questo sarebbe esattamente il modo di tradire il vuoto, così come se noi pretendessimo di afferrare la luce e farla diventare un oggetto. Vuoto, luce, uno, assoluto. Tutti questi termini sono serviti in diverse epoche, in diverse tradizioni, per provare a nominare simbolicamente l'innominabile, per provare a rappresentare l'irrappresentabile,
che è irrappresentabile proprio perché è a monte di ogni rappresentabile. Questo è il cortocircuito del pensiero. Pensare questo vuol dire pensare il limite stesso del pensiero. Ecco perché il pensiero orientale ha cercato sempre poi di mostrare l'importanza delle pratiche. Ecco perché si dipinge, ecco perché si medita. Questa, se volete, è una delle grandi forme di scarto differenziale che il pensiero asiatico, India, Cina, Corea, Giappone offre come anche elemento di tensione, di confronto alla filosofia occidentale, che invece in alcuni luoghi, in particolar modo, ha cercato di mostrare come il pensiero, come dire, si fagocitasse tutto, l'identità di pensiero ed essere. In Hegel il pensiero è Dio, è lo spirito che si fa e che si conosce, e l'uomo riesce ad arrivare addirittura a questo. L'Asia ha percorso altre vie, non ha gettato discredito sul pensiero, non ha detto non bisogna pensare, non bisogna scrivere, non bisogna riflettere, ma attenzione, c'è qualcosa che sfugge alla presa del concetto. Il vuoto, la luce sono ciò a partire da cui un concetto, un pensiero inizia a darsi. È un po' come se noi volessimo fare esperienza della nostra nascita. La nascita è ciò a partire da cui si fa esperienza. Poi certo sappiamo che il feto nella vita intrauterina già fa esperienze che in parte si può portare dopo, ma se vogliamo usare questa come soglia simbolica della nostra nascita, noi non abbiamo ricordi. Al massimo c'è il papà, lo zio, la zia che ha fatto il filmino, particolarmente audace, anche addirittura con le ostetriche nella sala parto, ma generalmente noi sappiamo da altri della nostra nascita, perché è ciò che sta alle nostre spalle, così come noi non possiamo vedere l'occhio, il nostro occhio che guarda, perché l'occhio è ciò a partire da cui guardiamo, e abbiamo bisogno di che cosa? Qua lo dice già Platone, di un altro occhio che ci guardi. Se non abbiamo uno specchio, pupilla vuol dire esattamente questo, piccola bambola. È quella figurina di essere umano che se noi ci avviciniamo abbastanza all'occhio di un'altra persona vediamo riflessa nella sua pupilla, appunto. Quindi la luce e il vuoto sono anche dei termini, diciamo, simbolici, come un dito puntato verso la luna, che non è la luna, ma ci dice guarda in quella direzione. Vuoto, luce, luminosità ci dicono guarda nella direzione a partire dalla quale tu puoi vedere tutte le cose. Quella direzione è ciò che illumina e tu non la puoi vedere, non la puoi toccare, non la puoi possedere. Questo è il grande fantasma dell'onnipotenza, diciamo, prometeica. Voler essere, come dire, generatori di se stessi. Tradotto in termini psicoanalitici, abbiamo sentito parlare tutti, è il complesso di Edipo, giacere con la propria madre. È il fantasma del poter essere padroni del proprio inizio, conoscere Dio, diventare immortali. Tutte queste sono declinazioni diverse dello stesso fantasma che abita costitutivamente l'essere umano. Siamo fatti così. Però possiamo rendercene conto e quindi orientare, convertire il nostro sguardo di conseguenza, accettando il limite, ma coltivando la possibilità della relazione con l'altro, sapendo che non c'è desiderio se non sempre in rapporto ad una legge, cioè a un limite. Oppure possiamo cercare di dare sfogo alla volontà di potenza, nel senso tecnico, tecnologico, cercando di saturare tutto il possibile e lo scibile. Ecco, per questo dicevo che la filosofia e anche le tradizioni asiatiche al fondo sono grandi forme di etica, danno una risposta etica e non solo teoretica, cioè concettuale, contemplativa, al problema dell'esistenza, perché ci mettono in una postura particolare come soggetti umani per avere a che fare con i nostri limiti, con la nostra finitudine, col fatto che non abbiamo scelto di nascere,
nessuno ha scelto di nascere e ci troviamo qui, e che un giorno moriremo e ognuno deve fare prima o poi i conti con questo, magari piano piano con la morte degli altri che ci sono vicini. La filosofia fa questo continuamente, mette in scena il problema dell'esistenza, cercando non di, come dire, rimuoverlo, non di dimenticarlo e non di risolverlo in un modo tecnico. Non si risolve prolungando di qualche anno, non si risolve pensando di trasferire la coscienza in un microchip di silicio, ma si tratta di assumere la specificità della propria finitudine, riuscendo, per così dire, a vivere momenti in cui si è contemporanei a se stessi. Cioè non ci si ritrova ad essere semplicemente la conseguenza di qualcosa che ci ha preceduto, che non abbiamo voluto, che non abbiamo scelto, ma non possiamo che fare che così. Ecco perché in maniera talvolta anche goffa, a tentativi, ciascuno di noi è sempre alla ricerca di momenti di intensità. Forse è una delle esperienze umane che è al tempo stesso di svuotamento e di pienezza, perché ci svuota dalla nostra volontà, perché non siamo noi a sceglierlo, ma ci riempie di infinito, è l'innamoramento. È uno dei luoghi in cui l'umano si sente, come dire, sente il senso della vita. Poi magari passa, poi magari era un innamoramento fallace, ma anche l'innamoramento dei 15 anni che dura un'estate, nella sua intensità, è perfetto. Ed è la compiutezza dell'essere umano, che non vuol dire che noi dobbiamo continuare bulimicamente a ricercare quel tipo, perché 15 anni non ci sono più. Ma ci sono altre occasioni per sperimentare dei momenti di intensità. Qualcuno li trova in un'attività artistica, qualcuno li trova anche nella famiglia o nel lavoro, nella contemplazione di un paesaggio. Ma la questione non è la riproduzione quantitativa di questi istanti. E questa è la compulsione al godimento di cui appunto è il grande pieno di cui noi oggi invece veniamo continuamente investiti. Una dimensione quasi pornografica del godimento. Continua a godere. Adesso lasciatemi fare un piccolo, come dire, excursus anticapitalistico, ma è una delle perversioni del capitalismo. Questa ricerca continua alla pulsione del godimento. Consuma perché solo consumando vivi veramente. Il pensiero mistico, il pensiero di cui stiamo cercando qui di dipanare qualche filo, va in una direzione completamente opposta. Va nella direzione in cui ti dice accetta di perdere anche, accetta questa vita che si consuma, ma sappi che in questa vita ci possono essere dei momenti, magari anche pochi quantitativamente, ma di una tale intensità, se solo li sai vedere, se solo li sai accogliere, che ti bastano per giustificare anche tutto il dolore che nella tua vita potrai provare e che ti bastano per riuscire a diventare attore, magari piccolo, imperfetto, di un cambiamento. Perché, chiudo qua, adesso non volevo... No, non dobbiamo pensare che questo tipo di pensiero e che la filosofia siano semplicemente un modo per accettare l'esistente senza pensare anche di trasformarlo. Questo è uno dei grandi abbagli che un certo modo di interpretare il pensiero asiatico è stato prodotto in Occidente. Fatalismo, capacità di accettazione del dolore, ma in realtà scarsa proattività. Non è questo, perché già vedere il mondo con occhi nuovi significa trasformarlo, e perché riuscire a trovare in sé, nella propria vita, quei momenti di infinito, mettono nella condizione di espandere quei momenti e di cercare di farli vivere anche per altri. Questo tutte le grandi tradizioni l'hanno detto. Nel momento in cui io sono toccato dalla luce, per usare una metafora a noi più vicina, allora in qualche misura non posso fare a meno, non è una mia scelta, come nell'innamoramento.
Non sono io che decido, non è uno sforzo muscolare perché mi hanno insegnato ad essere altruista, perché devo essere buono, perché poi andrò in paradiso. Non posso fare che provare a diffondere questa gioia che ho sentito. Questa è la grande vocazione, se vogliamo, della filosofia. Platone ne parlava nel mito della caverna. Il filosofo che esce, che si libera dai ceppi e che capisce che quelle che guardava prima erano solo ombre, perché la vera natura del bene è fuori, ed è la luce del sole, non rimane fuori, torna nella caverna per liberare gli altri. E il bodhisattva, l'essere la cui essenza sat è bodhi, illuminazione nella tradizione buddista, fa voto di non entrare nel nirvana, cioè nell'estinzione del dolore, quello che noi chiameremo paradiso, finché non ha aiutato tutti gli altri esseri senzienti ad entrare. Come dire, o ci si libera tutti o non si libera veramente nessuno. Fine il fervorino etico-politico. Beh, direi che ci sta un applauso. Grazie. Che era partito prima, ma ci siamo dovuti fermare. Grazie mille per averci trasportati lontano, devo dire. Vorrei approfittarne con voi, con il pubblico, vorrei lasciare la parola al pubblico. C'è qualcuno di voi che ha qualche considerazione, qualche domanda da fare al professore? Anche, insomma, pensando al vuoto nelle nostre vite. Prego. Sentite ok. Volevo chiedere, mentre nella tradizione cristiana cattolica il rapporto con il consumismo, capitalismo mi sembra abbastanza irrisolto, volevo chiedere se nella tradizione asiatica esistono qualche tipo di soluzione tra questi due aspetti, il consumo, la quantità, la pienezza come modello economico ormai prevalente anche lì, e la tradizione filosofica, o se anche lì è un'ipocrisia irrisolta filosoficamente. Prendiamo diversi interventi o No, direi che facciamo uno a uno? puoi rispondere direttamente. Allora, direi che è sicuramente irrisolta anche nel mondo asiatico. Dobbiamo sempre operare una sorta di distinzione tra quelle che noi studiamo come vette di esperienze, di pensieri, di tradizioni, che ci danno magari delle risposte, che ci instradano per avere a che fare con alcuni problemi di ieri, di oggi, perché appunto 500 anni fa non c'erano problemi di consumismo, ma ce n'erano altri che comunque facevano deviare da una capacità di contenimento del dolore, da una capacità di andare incontro agli altri, e sempre ci sono state alcune risposte e alcune vie o alcune pratiche, ma sempre la natura umana, come dire, ha avvertito un peso che impediva nella maggior parte dei casi di percorrere queste strade. In alcune tradizioni viene chiamato peccato originale, in altre viene chiamata ignoranza, avidya in sanscrito, non conoscenza. Nel mondo asiatico non c'è una dimensione morale o moralistica, è una questione per cui si è ignoranti della natura originariamente pura e incontaminata, e questa ignoranza ci fa comportare male. Noi vediamo forse ancora di più nella Cina e nel Giappone contemporanei, in alcune zone della Cina, del Giappone o dell'India, delle forme di consumismo esasperato. E sarebbe anche ingiusto pensare che siano sempre solo i portati dell'Occidente, anche se sicuramente un certo modello, per esempio di tempo lineare, che è molto più occidentale che orientale, che asiatico, ha introdotto anche questa idea. In una visione del mondo in cui ciclicamente tutto ritorna, ha molto meno senso, forse è squalificata a origine l'idea di un accumulo continuo, di consumo, di merci, di denaro. Là dove invece c'è un tempo direzionato, allora devo fare di più, devo produrre di più, devo essere più forte, più performante, più ricco.
la globalizzazione ha portato anche questo. La cosa, se volete, interessante, curiosa, per certi versi drammatica, per certi versi quasi, insomma, tragicomica, è che l'Occidente da forse un secolo, dalla fine della Prima Guerra Mondiale, ha iniziato a guardare l'Oriente con una sorta di fascinazione, ma già accadeva nel 1700 con gli illuministi francesi, oppure nel 1800 con alcuni romantici, ex Oriente Lux. Andiamo in India, andiamo, diciamo, da Voltaire ai Beatles, andiamo in India perché lì c'è la vera saggezza, lì c'è la vera sapienza. Quello che succede, se sentite parlare alcuni cinesi, giapponesi di oggi, loro vedono invece l'Occidente, la tradizione magari cristiana, come una tradizione che, parlando dell'amore del prossimo, ha in sé una carica di capacità relazionale, di apertura nei confronti del diverso, che molti cinesi e giapponesi non trovano nella loro stessa cultura. Come dire, l'erba del vicino è sempre più verde, si cerca altrove qualcosa che in realtà magari c'è anche nella propria tradizione, ma che può essere forse rivitalizzato soltanto da una mutua fecondazione. Oggi noi viviamo in un'epoca in cui si rischia di farsi la guerra perché non si sa veramente comunicare e dialogare, e al tempo stesso è un'epoca in cui si potrebbe fare tesoro delle risorse culturali diverse, perché molto più di un tempo c'è la possibilità di accedere a queste risorse culturali, di leggere testi, di viaggiare. E quindi il problema è che da un certo punto di vista ci sono delle invarianti umane. Tutti gli esseri umani nascono, muoiono, si nutrono, esercitano delle forme più o meno evidenti di violenza nei confronti degli altri o nei confronti di se stessi, perché tutti gli esseri umani in tutte le epoche hanno mostrato questi problemi, queste difficoltà, e si sono chiesti come venire a patti con questa natura. Se leggiamo Mencio nel III secolo a.C. o leggiamo Tommaso d'Aquino nel XIII secolo, se leggiamo Confucio nel VI secolo a.C. o Kant nel XVIII, troviamo delle questioni che in qualche misura si intrecciano, risuonano, ma non ci sono degli universali culturali immediatamente traducibili. Si tratta quindi di capire che talvolta, come sentivamo nel primo brano, sono le stesse domande a cambiare. Non dobbiamo pensare di cercare risposte alle nostre domande altrove, ma possiamo scoprire che ci sono altre domande, e altre domande ci mostrano come anche la nostra stessa tradizione possa rimettersi in moto. Il problema del consumismo, il problema del capitalismo oggi è un problema globale. Adesso non dico che il capitalismo sia solo malvagio, ma sicuramente un certo tipo di accelerazione, di, come dire, attaccamento ad un ideale di sviluppo, lo vediamo anche dal punto di vista climatico, la concezione che si possa produrre, consumare e sfruttare sempre di più un certo tipo di risorse dell'ambiente è qualcosa che non può più essere sopportato. Avremmo le possibilità nelle diverse culture di avere a che fare con queste dinamiche, ma è come se ci fosse un'inerzia, è come se il tipo di lavoro e di esercizio su noi stessi che questo tipo di tradizioni ci possono consegnare fosse sempre un passo indietro rispetto ad un altro tipo invece di impellenza, che è appunto quella che finisce per dominare, che è quella che fa scoppiare le guerre, che è quella che impedisce la comunicazione. Allora, quello che io cerco di fare, come dire, da insegnante, da filosofo, è provare a allargare, a diffondere sempre di più questo tipo di esercizio, con un'idea di fondo, e cioè è più facile, è più diretto il godimento del consumo.
Adesso mi sembra di parlare un po' come il maestro Yoda rispetto al lato oscuro della forza, quando Luke gli chiede ma è più potente il lato oscuro? No, è più facile, perché è più immediato, si vedono subito i risultati. Voglio mangiare un bombolone alla crema, vado, me lo prendo, mangio, ah che buono. È molto più difficile puntare su, come dire, una quota di godimento e di felicità che è posticipata, che va oltre. Faccio un esempio, imparare a suonare per Elisa di Beethoven. Io non lo posso imparare in una settimana, non ho quell'immediato godimento che mi dà la soddisfazione di un consumo, ma se riesco a stare nella fatica, nella noia, nella ripetizione del gesto, nelle scale, nel solfeggio, la quota di felicità che mi darà quel tipo di esperienza sarà incommensurabilmente maggiore rispetto a quel desiderio esaudito subito che si esaurisce altrettanto velocemente. Questa è una delle grandi difficoltà che tutti gli esseri umani hanno sempre avuto e probabilmente sempre avranno finché saremo così, Homo sapiens, questo tipo di specie. Ma è su questo che le grandi tradizioni filosofiche, sapienziali, religiose, le grandi pratiche artistiche continuamente ci mettono a disposizione. Adesso, pillola rossa, Certo. pillola blu, come in Matrix. Pensa che questa cosa che hai appena detto mi ha fatto pensare alle persone che mi chiedono se preferisco giocare a tennis o giocare a padel. Ah, beh, è bellissimo questo Io esempio. preferisco giocare a tennis perché giocare a padel è sicuramente più divertente e si riesce a divertirsi in maniera più immediata e anche più velocemente perché è più facile. Per divertirsi giocando a tennis devono passare un po' di settimane, ci deve essere dell'allenamento. Ecco, c'è qualcun altro che ha qualche considerazione, qualche commento, qualche domanda? Buonasera. Ci può dare qualche consiglio per creare un buon vuoto? Cioè per usare bene il vuoto o per non aver paura dell'horror vacui qualora ne fossimo colti? Ecco. Perché giustamente lei dice bisogna fare i conti con quest'altra realtà, ma bisogna anche saperla usare, utilizzarla bene questo vuoto, crearlo bene. Magari lei ci sa dare qualche consiglio. Allora, io non sono un maestro zen, non sono... I filosofi hanno spesso questo limite che, come dire, cercano di costruire dei discorsi sperando che quei discorsi possano in qualche misura dare delle indicazioni, ma forse sono più in difetto rispetto appunto ai consigli. Però quello che mi sentirei di dire è che per rendere generativo il vuoto bisogna, come dire, ingaggiarsi in una pratica. Adesso non voglio dire andate tutti a fare meditazione o iscrivetevi a un corso di pittura d'acquerello, però anche perché la grande idea di questo tipo di esperienze è che la meditazione, la pittura, la musica, il bonsai, la ceramica non sono delle tecniche, non devono essere viste come tecniche che mi servono per raggiungere un obiettivo, perché altrimenti ricado già nella dinamica mezzo-fine, riempimento di una mancanza oppure sforzo muscolare per raggiungere. La questione secondo me per rendere fecondo il vuoto è riuscire comunque ad avvertire anche magari nella propria quotidianità, anche nei gesti umili che noi facciamo tutti i giorni, lavarci, preparare da mangiare, apparecchiare la tavola, fare il letto, un'occasione di trasformazione. Anche quello che noi facciamo magari un po' sbuffando perché ci fa perdere tempo, quello può diventare occasione di trasformazione. Quello che prima sembrava un tempo vuoto nel senso deiettivo del termine, nel senso negativo, vuoto, perdo tempo, perché mi tocca lavare i piatti, potrei avere la lavastoviglie, perché devo rifare il letto, potrebbe farlo qualcun altro. Quel vuoto negativo diventa invece un vuoto positivo. Sto in quel gesto, aspetto che l'acqua inizi a bollire,
perdita di tempo, meglio il forno a microonde. No, accetto di perdere anche quel tempo. Trasformo quel tempo vuoto in un tempo in cui io vivo, respiro. Non devo sempre, come dire, monetizzare il tempo. Questo è un'altra devo dire, l'università sta diventando esattamente questo, un luogo in cui tutto deve essere monetizzato, quantificato, mentre tradizionalmente la vocazione dello studio era anche, il vuoto era appunto l'ozium contrapposto al negozium. Il negozio è l'assenza di ozio, l'assenza di tempo vuoto. Provare ad allargare questi piccoli spazi vuoti. C'è il finale delle città invisibili di Calvino che è citato molto spesso, adesso abbiamo da poco trascorso il centenario della sua nascita, e quando Marco Polo, che parla con Kublai Khan, è proprio anche un libro interculturale, dice: la città che vedo proliferare è in realtà una città infernale, sta diventando invivibile. Esce nel 72, Le città invisibili, e Calvino lo definisce un ultimo inno d'amore alla città. E Marco dice: ci sono due grandi modi per non soffrire di questo inferno, di un inferno che io direi di eccesso di pienezza, eccesso di velocità, eccesso di compulsività. Uno è diventare parte di esso e non rendersene più conto. Come dire, ci si integra talmente tanto a questa pienezza, si cerca di ottimizzare tutto, di eliminare i vuoti per rendere ogni momento produttivo. Poi ce n'è un altro che invece costa più fatica, che richiede più attenzione e più pazienza, ed è riconoscere nell'inferno, quindi non è una fuga, non è un tentativo, come dire, escapistico, andare via scappando, riconoscere nell'inferno ciò che non è inferno e dargli spazio e dargli tempo. Questo è quello che possiamo fare noi senza pensare che sia una specie di riduzione, dico vabbè mi accontento di poco. Questo è già tanto, questo è già riuscire a espandere la qualità del vuoto, questi piccoli momenti, la passeggiata, la contemplazione. Mi fermo 30 secondi in più quando mi sveglio a vedere il tremolio delle foglie fuori dalla finestra. Mi fermo un minuto la sera prima di addormentarmi, invece che arrivare sfinito a letto dopo una giornata di lavoro appena finito di mangiare, oppure mezzo assonnato dopo 2 ore di televisione. Mi do un minuto per respirare e sentire ancora questo mio corpo che vive, che pulsa insieme al mondo. Non so se siano consigli più o meno validi, più o meno buoni, però possono essere modi per appunto vitalizzare, vivificare il quotidiano. Perché se iniziamo a pensare che solo i monaci, solo i grandi artisti possono godere di questo, poi gli artisti anche loro hanno i loro brutti momenti, perché talvolta il vuoto è anche qua il vuoto di ispirazione, allora lì non è più il vuoto fecondo. C'è sempre questo, anche qui non dicotomizziamo troppo tra le persone a cui va sempre bene perché hanno la fortuna di essersi beccate un bel lavoro, hanno magari una famiglia e quindi possono scegliersi degli spazi di meditazione, e tutti gli altri che invece lavorano, faticano e penano. Ognuno ha il suo modo, ognuno ha la sua vita e ognuno fa i conti con la propria qualità del tempo, dell'esistenza, della propria corporeità. Ci sono persone per le quali è molto difficile questo, persone che invece sono più spontaneamente rivolte a far maturare, a vedere come anche pelando le patate in quel momento c'è un vuoto che è pienezza di senso. Non sto facendo qualcosa di eclatante, sto preparando il latte caldo per la mia bambina e lì c'è già l'infinito potenziale. E non perché io poi debba ottenere un riconoscimento, ma amo a vuoto, senza bisogno di avere un ritorno.
Questo amare a vuoto è forse anche uno dei grandi simboli della capacità di vivere sentendo che il senso si fa in noi, si produce, si genera, fare senso. Il senso non è là, non è da trovare, è da fare continuamente e ciascuno lo fa con la sua vita e ogni vita è unica e con tutti i suoi fallimenti, con tutti i suoi vuoti negativi può però anche diventare occasione di espansione feconda e generativa. Ci vuole molta misericordia anche nei confronti di se stessi. Un'altra domanda, l'ultima domanda, c'è tempo ancora. Grazie. Come la mettiamo con le esistenze che utilizzano, come dire, lo strapieno per realizzare un eccellente vuoto? Perché io intuisco che questo accade, è accaduto. Per esempio nell'arte, per esempio sento che c'è questa possibilità, ecco, diremo così. E quindi non so se mi sono spiegato, ma lo sento come una possibilità che è un rischio, ma che è contenuta come possibilità. Ma questo strapieno sarebbe, come dire, un pieno di ricchezza, di potenza espressiva? Le forme di esagerazione, di eccesso, di consumo di tutto, di provare di tutto, di andare a nuocere perfino a se stessi, come dire, per poi arrivare a una. Questa è una questione difficile, ma è giusto porla. Non credo che ci possa essere appunto una ricetta, ed è vero che ci sono esistenze che, come dire, fanno il giro dall'altra parte per arrivare. Non è detto che siano delle esistenze esemplari, non è detto che siano esempi ma è anche vero, adesso penso nel mondo indiano, si può arrivare all'assoluto per la via della ascesi, ma c'è anche il tantrismo, c'è anche la via dell'eccesso. Ci sono tante forme di tantra, però quella che spesso viene in mente agli occidentali è la forma del tantra sessuale, per cui ci sono forme di estenuazione del corpo attraverso accoppiamenti e quel tipo di gesto però, come talvolta certe forme di dissoluzione anche che in Occidente sono state conosciute e praticate attraverso le droghe, attraverso l'estenuazione di un gesto che sfinisce la personalità. Qui bisogna capire appunto se quel tipo di gesto è un gesto reattivo, cioè sto eccedendo con il pieno perché sto fuggendo dal vuoto che mi scava dentro. Allora non è il vuoto generativo, è un vuoto come mancanza, è un vuoto di senso, e allora cerco di riempirlo in tutti i modi e cerco di, come dire, di sedare la mia inquietudine seppellendola sotto tonnellate di sostanze, di incontri. Questo è uno strapieno che non credo possa condurre al vuoto. Ma c'è un pieno, un eccesso che può arrivare paradossalmente al suo opposto, che ha in comune una cosa fondamentalmente con la via dell'ascesi, la via dell'arte, la via della trasformazione di sé, della filosofia. Il denominatore comune, che forse è rimasto, come dire, sotto traccia tutta questa sera, è lo svuotamento dell'io. Questa è la grande questione. Lo posso cercare attraverso uno pieno che continuamente si accumula fino al collasso, come in certe forme anche di autoipnosi. Non so se avete presenti i dervisci rotanti, o certe forme anche di estenuazione del corpo atletico, di chi va a fare
ascensioni in montagna, di chi invece va a fare apnea e scende sotto. Quelle sono anche forme di eccesso di pieno, mi alleno sempre di più, per arrivare al punto in cui accade qualcosa in cui non ci sono più io. Allora però di nuovo un conto è la fuga da un io che mi angoscia, che non sopporto. Un conto è l'esercizio che arriva al culmine per cui, come dire, gli opposti si toccano, arrivo allo stesso esito dell'altra via, in cui appunto lo svuotamento è lo svuotamento dallo strapotere dell'io, da quello che gli antichi greci chiamavano philautia, amore, attaccamento dell'autos, del sé. Dove c'è questo attaccamento non c'è libertà, non c'è gioia, non c'è capacità di relazione con l'altro. C'è solo appunto quello che prima diceva, pulsione al godimento, continua ricerca di colmare un desiderio e poi darsi un altro desiderio e poi colmarsene e poi colmarlo ancora. Il denominatore comune di queste forme io lo trovo in questa più o meno consapevole, più o meno ricercata caduta di un attaccamento all'io che fa emergere qualcosa che non è più dell'ordine psicologico, dell'attaccamento al mio ego, alla mia volontà, al mio possesso, ma è qualcosa che, come dire, mi trasporta quell'io, che se lo prende e se lo porta via. Ecco perché l'esperienza dell'innamoramento è così interessante, se volete, anche dal punto di vista filosofico, perché io non scelgo di innamorarmi, talvolta subisco, talvolta mi innamoro anche della persona sbagliata magari, ma l'idea è che c'è qualcosa e l'innamoramento è simile all'ispirazione, alla mania la chiamavano anche gli antichi greci, artistica, perché è qualcosa in cui io non ho scelta. Certo che mi devo educare, se sono un artista, magari per 30 anni a eseguire bene quel gesto, ma perché? Perché devo rendere il mio corpo e la mia mente, la mia anima atti a recepire quella potenza che non viene da me. È come un vento in poppa. Però se non ho una buona carena, non ho una buona vela, la mia barca si rovescia. Non basta avere il vento in poppa, bisogna anche saper navigare bene. Allora in questo senso anche il pieno, anche l'eccesso, come appunto in alcuni casi di artisti, si può... Caravaggio era sicuramente un eccessivo, ha ammazzato una persona, ne ha combinati di tutti i colori, sbevazzava. Io credo che mentre dipingeva la Madonna prendendola magari da una prostituta, mentre dipingeva la vocazione di San Matteo, in quel momento lì non c'era l'io di Michelangelo Merisi, lì c'era un farsi della pittura. E un pittore, un musicista, un ballerino continuamente torna a quell'arte perché, certo, poi c'è l'ego che vuole gli applausi, che vuole magari anche il successo, ma la vera posta in gioco è che cosa tu senti, che cosa ti accade, che cosa ne è di te in quel momento in cui tu non sei più tu, in cui l'esecuzione di quel brano musicale è la più perfetta esecuzione di te stesso, perché non ci sei più tu veramente, ma stai partecipando di qualcosa di molto più grande. Poi la nostra tradizione l'ha chiamato amore, e l'amore è il miglior simbolo di Dio. Altre tradizioni l'hanno nominato diversamente. Alla fine i nomi contano relativamente, ma ciò che conta è in che direzione cerchiamo di andare, in che direzione proviamo a instradare questo pieno o questo vuoto, perché appunto accada di noi qualcosa che non è più limitato al nostro io. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille non solo per averci invitati a rivalutare il concetto di vuoto, ma anche per averci raccontato alcune esperienze del vuoto. Ecco, allora, noi vi invitiamo alla prossima serata, fra 3 settimane,
Indagheremo questa volta invece la parola lavoro con la psicologa del lavoro Bianca Maria Cavallini. Prima però di salutarvi, vi vogliamo augurare la buonanotte con una poesia che abbiamo scelto perché ci sembrava adatta per questa serata, e ringrazio inoltre Luisa Cigagna e Assicurazioni Generali dell'Agenzia di Conegliano. Vi invito a dare un'occhiata ai libri del professore che troverete all'uscita. E tra l'altro Marcello ha scritto anche diverse volte nella nostra rivista La Chiave di Sofia, e se volete aiutarci a sostenere la cultura, per noi è sempre, diciamo, un qualcosa di prezioso. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, buona serata. Io invece mi devo scusare con te, Chiara, perché avevamo concordato una bellissima poesia, Sconfitta, di Khalil Gibran, pertinente con tutto ciò che è stato detto stasera, ma, e mi sento molto sciocco per non averci pensato prima, felicemente sciocco, sentendo questo bellissimo dialogo fra voi due me ne è venuta in mente un'altra, ed è anche forse una mezza provocazione che mi permetto, al passo della mia ignoranza, di lanciare al professore. Forse una delle poesie occidentali che più si avvicina al concetto di haiku, quindi questa poesia orientale, che è quella che dedico a lei, a te Chiara per la grandissima prestazione di questa sera, e a tutti voi e a tutti noi. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovraumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei. Così tra queste immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Grazie Fabio. Scusa. È stata lo stesso una bellissima sorpresa. Buona serata e buonanotte.